Naturalmente non possiamo non attenzionare all'enogastronomia qui a Pollina e abbiamo trovato la signora Annina. Signora Annina, lei cucinata da quando era bambina? Ma mi pare di sì. Come mi pare di sì. Non si preoccupi. Quindi casalinga. Casalinga. E ogni volta chiamano lei quando si tratta di cucinare. Non è facile invece, non è vero. Noi che ci chiamano sempre, direi una bugia, però so cucinare per quello che so fare. Oggi cosa ci prepara? Pasta con le castagne. Perché qui si mangia pasta con le castagne. Perché anticamente la pasta con le castagne è proprio l'unico frutto di Pollina che lo facciamo solo a Pollina. Poi in altri paesi no, perché anche se uno lo dice, ma la pasta con le castagne sembra una cosa sana, invece no, da noi la pasta con le castagne e la facciamo. Lei al telefono però mi diceva qui sì. che quando i tempi passati la colazione... Ecco, vabbè, stavo finendo. Allora, di mattina la colazione, specialmente per la gente più povera, non è che c'era il latte, si figura, si faceva pane e fichi d'India, per esempio, era una bellissima colazione, questa qua, pane e fichi d'India la mattina. Poi... Quindi figurati, uno il giorno poi non andava più in bagno. Ma Poi i fichi d'India? Col pane invece no, perché se li mangia a digiuno senza niente, allora restringono, invece se li mangia col pane aiutano un po', aiutano. E non poi è che... ci voleva la manna. E poi ci voleva la manna, dice lei. Vabbè. Quindi questa è la colazione. Questa è la colazione. Poi a pranzo pasta con le castagne, pasta con le verdure, per esempio cucinavamo pure... Le castagne una volta si trovavano, ora costano un occhio della testa. Sì, e qua nei terreni di Pollina le castagne, perché proprio la castagna a Pollina è una castagna naturale. E poi abbiamo pure quelle in setta, ce n'è due, però quella in setta non si sbuccia. Ma anticamente, quando ognuno ci spuntava la piantina, innestavano subito per fare la castagna, quella al naturale, diciamo. Allora, com'è che avviene questo piatto? Questo piatto avviene, si sbucciano le castagne, giustamente, si cucinano a parte e poi si prende l'acqua per la pasta, si ci mette il cavoletto che dà un altro gusto e a mezza cottura che mettiamo la pasta, a mezza cottura si scende, si toglie tutta l'acqua e si ci aggiungono le castagne e si fanno ancora cucinare perché viene più dolce, si insaporisce la pasta poi. A che punto siamo? Già abbiamo messo la pasta. Quindi possiamo dire che quali sono gli ingredienti? Pasta, cavolo e castagne. E basta. E olio? Olio di crust e peperoncino. Niente prezzemolo? No. Prezzemolo niente. No, prezzemolo non c'è. Ma si mangia calda oppure... Si può mangiare calda, ma non fredda perché poi... Pollina. Vediamo dove è il sindaco. Ecco qua il sindaco. Signor sindaco. Vediamo com'è, assaggiamo. Vediamo che dice il sindaco. Forse è caldo. Annina, buonissima, brava, complimenti. Andiamo da Annina e la ringraziamo ad Annina. Ci vediamo alla prossima. Cosa cucina la prossima volta? La gabbasisa qui favo spicchiati. Perché? È una verdura di pollo. La gabbasisa? La gabbasisa qui favo spicchiati, che è buonissima da mangiare. Solo che è un po' difficile ora perché i terreni sono tutti incolti e non è facile trovarla, però si trova. Diciamo, certe volte facciamo il cambio, prendiamo per esempio a gire e facciamo gire e famo spicchiati perché la gabbasisa è più difficile, però anticamente ci sono un sacco di polonesi che mi sentono, la gabbasisa si faceva qui, famo spicchiati ed era buonissima. Come per esempio il finocchietto selvatico lo facciamo qui, famo spicchiati e la pasta che viene pure buona. O finocchietto. Alla prossima, grazie. Grazie a voi.